Il carnevale è sintesi delle peculiarità dei caratteri portanti della minoranza resiana: la lingua, la musica e il ballo. Tutta la nostra cultura, questi tre aspetti, sono stati conservati e mantenuti in quanto la comunità viveva chiusa su se stessa, con alla base un'economia rurale contadina, no? Di allevamento. E la festa del carnevale in una comunità contadina è fondamentale, perché segna il passaggio tra l'inverno e la primavera, tra il periodo buio e poi la ripartenza, diciamo, della stagione che viene con le semine, eccetera, i nuovi lavori e via via poi la monticazione più avanti. Comunque segna il nuovo inizio, l'inizio del nuovo anno. Mercoledì delle Ceneri qua a Resia, diciamo che è il giorno ultimo del carnevale. Rispetto ai carnevali normali, diciamo che il carnevale resiano allunga di un giorno la sua vita, la sua esistenza, fino al mercoledì tutto delle Ceneri. Ma per quel che riguarda l'appendice, insomma, del carnevale del mercoledì delle Ceneri, diciamo che serve sostanzialmente ad ammazzare il fantoccio, il bebez. Qua. Che sono adesso questi qui? Abbiamo sto mucchio di fantocci sopravvissuti. Perché ne ammazziamo uno all'anno. Prende, dici tu sei vecchio, lupe! Destra il volante! Destra il volante! L'abbiamo finito! Io, dai!
Chiama Pasita che non malo! Pasita che... Vedi il cambiamento proprio della comunità di Resia, da una società povera, da una comunità povera. Per esempio, se guardi le foto dei fantoci degli anni 50, degli anni 60, è molto scarno, no? Dei vestiti logori riempiti di paglia, con una testa e proprio qualche accessorio, al limite una cravatta o anche in mezzo. Invece oggi, che c'è un'abbondanza per tutti, e c'è l'abbondanza anche per Pupazzo. Poi bebece, prima il buc, non è bogat, poi bebece. Prima era povero il Pupazzo, adesso è ricco anche il Pupazzo. E allora tutti questi accessori, no? Prima era poi, adesso ogni sorta di accessorio, ogni sorta di supporto. E allora un anno sulla lambretta, un anno con gli sci, un anno nella gabbia, un anno nella bara, 2 anni fa a letto, un anno nella vasca da bagno, un anno nel 66 con lo Sputnik avevano fatto bella apposta sto missile. Il missile. Per quegli anni si erano impegnati molto, era un passo avanti nella tecnologia del fantoccio. E quest'anno insomma sul water è successo. Andate sulla schiena del papà, vedete di rappresenta materialmente il carnevale, no? Il carnevale è una festa, così si fa un po' di cacciare, e questo il fantoccio la personifica, insomma, la rende materiale, la materializza, e pertanto così poi viene usato non lo so, per massacrarlo di botte ed ammazzarlo col fuoco alla fine. Insomma, quello, non ci sono tante spiegazioni, le teorie antropologiche, culturali, sono abbastanza delle costruzioni intellettuali, insomma. E questa società rurale contadina resiana ha mantenuto le 3 peculiarità che dicevo prima: la lingua, la musica e il ballo, che appunto durante il carnevale si esprimono in modo più palese, insomma, più forte, maggiore, insomma, con una forte intensità. Il ballo non ha subito influenze, nonostante la cultura, la comunità conosca rispetto ad allora, che conosceva solo il
ballo resiano oggi si conosce 1000, può ballare di tutto, ma il ballo resiano comunque lo mantiene, è un elemento che è sano, non conosce incrinature, insomma. Per quel che riguarda la musica è sempre quella, rimane ancora vitale, è una musica non di ascolto ma finalizzata al ballo, e questa è la caratteristica, insomma, della cithara resiana, che oggi è riprodotta con strumenti a corda, ma la cithara e la buncola, ma prima, fino all'avvento del violino nel mondo della musica popolare, era riprodotta con strumenti a fiato e pertanto con tonalità molto alte. Invece l'elemento che è gravemente ammalato a un cancro dilaniante è la lingua. Siamo ormai alla seconda generazione che gli elementi, cioè i giovani che parlano, sono lingua madre resiana, ormai sono un'eccezione tra i ragazzi o tra i bambini. E questo è l'aspetto che più mi preoccupa, ecco, perché se andasse, come probabilmente andrà, estinta la lingua, anche gli altri due elementi verranno a perdere la loro carica, insomma, la loro profonda valenza. Preso stai fatto.